Un sorriso dolce, lo sguardo felice di una bambina di 10 anni pronta a vivere ogni attimo con energia e gioia. Emma Vitulli era tutto questo, bellissima, piena di verve, la descrivono mamma Piera e papà Marco, che sono stati accanto alla loro piccola fino all'ultimo istante, sperando in un miracolo che purtroppo non è mai arrivato. Non se la sentono di parlare, il dolore è troppo forte, ma gentili aprono le porte della loro casa di Silea, mostrano con orgoglio le foto di Emma con il viso dipinto durante una festa e poi in montagna. Sul tavolo ci sono ancora i lavoretti che la bambina amava fare, una scatola ricoperta di brillantini, alcune matite e una saponetta che aveva preparato per il compleanno venerdì di una sua compagna. E poi c'è la casetta delle Barbie che il papà aveva costruito per lei ancora come l'aveva lasciata Emma dall'ultima volta che ci ha giocato. Un dolore troppo forte da descrivere. I genitori, come i fratelli Matteo, di un anno più grande, e Alex, 21, faticano ancora a credere che in poche ore il sorriso di Emma, che non aveva mai avuto problemi di salute e che fino a sabato stava bene, si sia spento per sempre. Silea è un paese incredulo, scioccato da quanto accaduto. Una tragedia che riguarda tutti noi, spiega il sindaco Cendron. Una tragedia non solo per la famiglia, ma anche per tutta la comunità di Silea, che appunto non può commentare, ma solamente stringersi in quello che è un forte abbraccio. Fuori dalla scuola elementare di Lanzago, dove Emma frequentava la quinta elementare, la notizia è arrivata come una doccia fredda e tra i genitori c'è poca voglia di parlare. È una tragedia, non ci sono altre parole, direi. Siamo tutti molto provati. I compagni di scuola hanno lasciato sul banco di Emma dei bigliettini e disegni per ricordare la loro amica. Il comune è pronto, spiega il sindaco, a dare alla famiglia e alla stessa scuola un supporto psicologico. Stiamo anche valutando appunto se il giorno del funerale ci sarà appunto una pausa dalle lezioni. La notizia della morte di Emma, arrivata secondo l'ipotesi avanzata dai medici per una rarissima complicanza subentrata nel corso di un'influenza, ha creato qualche preoccupazione tra i genitori. Stroncare qualsiasi allarme epidemia, perché non è questo il caso, anche se c'è un picco influenzale in questo periodo, non c'è nessuna relazione con il picco di epidemie attuale. Ribadisco, non c'è rischio di contagio, non c'è rischio di epidemia.